Saluti a tutti e benvenuti a questa seconda edizione del su premio dei artis entregado a Faustino Onnis. Nos siamo riuniti 2 anni a oggi con un'altra bella festa e appunto nel 2 anni torniamo a ricordare a Faustino dove in poesia e in musica. Salutiamo gli scriventi venius del Foras, prima di tutto, a Gustattovio, sa giuria del suo premio presenti, sa fondazioni, e tornò grazie a su comune di Seragius, all'Università di Castello e di Sassari e alla fondazione Banco di Sardegna per s'aggiuto che dona da questa manifestazione. Prima di cominciare con i saluti, è dovere nostro a ricordare a Faustino e sa meglio maniera di ricordare è stato vero in musica con una canzone del Branco Madao, artista de Duili che tutti conoscete, che ha musicato i suedos di una poesia di Faustino. Franco. Esistenza mia e di riflorida donami tu basi do Maria in modo che su cor mio contenti e sani mamma calenti con cielo chi da tempo in agonia Grazie a Franco, stanno in trauso in questione di oggi con il saluto del suo comune di Seragius e l'amauso assessore a sa cultura del suo comune Roberto Arrelli. Buonasera a tutti. Sono davvero onorata di partecipare a questa premiazione promossa dalla omonima fondazione di Faustino Onnis, noto artista, scrittore, poeta e studioso di grande spessore della cultura sarda. La fondazione, che in questa seconda edizione, come è scritto nel programma, si accinge a premiare composizioni poetiche in prosa e teatrali, tutte inedite e naturalmente in lingua sarda. Come si evince infatti dallo statuto della Fondazione,
Questa ha tra le sue principali finalità quella di studiare, valorizzare e promuovere la produzione artistica e culturale in lingua sarda. E questo non solo dall'interno del nostro circuito, ma anche fuori dall'isola, soprattutto e anche all'estero. Alla luce di questo, dunque, assieme a tutta l'amministrazione, non posso che condividere e lodare questa iniziativa, che personalmente considero un tassello inserito in un disegno ben più grande e importante, e cioè quello di celebrare la memoria culturale del popolo sardo, dove per memoria culturale si intendono l'insieme di regole, valori e ricordi di un passato che noi tutti condividiamo. Il veicolo scelto dalla Fondazione per questa celebrazione è la lingua, componente forte ed essenziale del patrimonio culturale di ogni popolo, perché è capace da una parte di evocare l'essenza, l'anima di quel popolo, dall'altra di custodirne la fisionomia, l'energia, la civiltà. E la lingua sarda non sfugge certo a queste peculiari potenzialità, anzi, con le sue varianti, risulta essere non solo l'espressione di una cultura ricchissima di tradizione e di memorie popolari, ma anche lo strumento per difendere e sviluppare la nostra identità. Il ricorso alla prospettiva della valorizzazione della lingua sarda attraverso importanti e sentite manifestazioni come quella a cui oggi partecipiamo si pone infatti come imprescindibile strumento per individuare i momenti e gli elementi fondanti dell'identità culturale isolane attuali, a prescindere dai quali una comunità non può essere, cioè cessa di esistere. Tutto questo facendo ovviamente attenzione al fatto che difendere e sviluppare la nostra identità di sardi non deve significare né tradursi assolutamente in forme di chiusure localiste o ancor peggio di separazione dal resto del mondo, ma al contrario la nostra identità deve impregnare il nostro modo di inserirci nel mondo e il nostro modo di dialogare con esso e con tutti gli orizzonti più diversi. Dobbiamo dunque vivere l'appuntamento di oggi come un'opportunità per riuscire ad attivare e sviluppare il circuito della memoria e della comunicazione, in modo da riuscire a far crescere sempre di più e prima di tutto però dentro di noi la consapevolezza delle nostre peculiarità e delle nostre potenzialità e partire da questa crescita e da questa consapevolezza più che altro per promuovere la diffusione anche fuori da noi, per cui non solo nel resto d'Italia ma in Europa e nel mondo, di tutti quegli aspetti e di tutte quelle peculiarità che ci rendono unici. Dobbiamo insomma considerare questo incontro come un tassello, forse piccolo sotto certi punti di vista, eppure grande, importante perché? Perché è indispensabile a creare un disegno più ampio. Essere cioè capaci di investire la nostra sardità, così da farla crescere non solo da un punto di vista culturale, ma anche economico, ricordandoci che come altri studiosi ben più noti e più famosi e importanti soprattutto di me hanno più volte sottolineato, il futuro di un popolo sta anche nell'immagine che noi sappiamo creare negli altri. E dal momento che credo che ciascuno di noi sia chiamato a partecipare alla creazione di questa immagine,
Non mi resta che augurare a me stessa e a voi un buon lavoro. Un saluto a rappresentante del sindaco di Geraglio, Gianfranco Cappai, ma c'è un altro rappresentante dell'amministrazione comunale, Sandro Porqueddu, la Mauso, con un saluto fino a nome del suo sindaco. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Io parlo in italiano perché purtroppo o per fortuna sono gallurese, quindi avrei qualche difficoltà dialettica. Comunque io porgo il saluto del sindaco di Selargius, Gianfranco Cappai, che per motivi prettamente personali e familiari non può essere in questo momento presente. Lui mi ha pregato appunto di portare un messaggio dall'amministrazione comunale, ha già fatto bene l'assessore, il neo-assessore Roberta Relli alla cultura, per cui auguro anche a lei un buon lavoro perché si è appena insediata e già iniziata a lavorare e si vedono già i primi risultati. Dicevo, Gianfranco probabilmente sarà qui fra un po', arriverà probabilmente più tardi, comunque io porgo il saluto appunto suo personale di tutta l'amministrazione. Egregio Presidente, illustri ospiti, componenti della giuria, partecipanti al premio Cortese Pubblico. Porgo il più cordiale benvenuto a nome mio personale e dell'amministrazione comunale. In occasione della prima edizione del Premio d'Arti, promosso dalla Fondazione che porta il nome del nostro concittadino Faustino Onnis, poeta e studioso che ha lasciato un segno indelebile nel mondo culturale sardo, sottolineavo che si trattava di una manifestazione che aveva dimostrato di voler crescere bene e in fretta. Oggi, intervenendo alla cerimonia di premiazione della seconda edizione, credo di poter dire che questa rassegna si è consolidata, raggiungendo uno spessore culturale di alto profilo ed un riconoscimento di livello regionale aperto alla presenza testimoniale e alle voci più significative di intellettuali di prestigio, di uomini e donne di pensiero, che operano nel panorama frastagliato della cultura isolana. Il premio ha ormai acquisito la stima del mondo letterario e ha conquistato un posto da protagonista. Ne sono intimamente lieto e come sindaco orgoglioso a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza. Penso di poter dire che Selargius, per storia e tradizione, crede fermamente nel valore della cultura. In un momento di crisi economica e di valori quali quello in cui stiamo vivendo, ciò che serve è uno stimolo interno, un rilancio interiore, una primavera dello spirito che sia consentita da citazioni di natura religiosa, evidenziando come l'obiettivo principale sia quello di preservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sviluppare le infrastrutture culturali, migliorare l'offerta dei servizi culturali attraverso nuovi servizi e forte valore aggiunto, incoraggiare lo spirito di impresa in ambito culturale, favorire la protezione e la gestione delle risorse e delle infrastrutture culturali. Tutto questo perché la cultura rappresenta un'insostituibile e imprescindibile forma di investimento, senza la quale non è possibile immaginare un futuro civile, economicamente competitivo e moralmente propositivo. La cultura è infatti fonte di memoria e identità da preservare, ma è anche una fonte di nuove idee da alimentare e stimolare a beneficio dell'economia della conoscenza. È per questo che occorre prestare sempre maggiore attenzione alla funzione della scuola e a manifestazioni culturali come questa di oggi. Esse ci richiamano ai valori dello spirito, che sono il substrato l'humus, nel quale soltanto può nascere e crescere perché può essere coltivato uno stimolo sano e valido per la crescita. Uno stimolo per bene fare e bene comportarsi, per intraprendere, per rinnovare, per migliorarsi e per rendersi utili agli altri. Credo che il Premio d'Arte Faustino Onnis abbia fra i tanti meriti anche questo e dobbiamo essergliene grati, nell'assicurare anche per l'avvenire il pieno e convinto sostegno dell'amministrazione comunale. Auguro alla Fondazione sempre più gratificanti risultati. A suo convegno, il suo comitato scientifico di questo premio, questo comune di Selargius, due conti sul Consiglio regionale e sa Regione Sarda, poi deve essere presente fino a assessori a sa cultura, assessori regionali Claudio Afferino, ha mandato un saluto che lo ego lo sarà a Ligi di Luciana,
Tutti presenti fino alle istituzioni di Porto Umano, come l'Università di Castello e di Sassari. L'Università di Sassari è rappresentata oggi dal suo professore Carlo Schiro, che un saluto, che da parte del suo rettore Attilio Mastino. Buonasera a tutti. Prova che sono venuto un sardo, su sardo devo mi ricordo quando via di Ciocchedo. Esti con me naturalmente è un grande onore, un grande piacere si presentare e saluto del suo magnifico rettore dell'Università di Sassari, professor Attilio Mastino, non posso bene, no? E quindi ha mandato a me Sassari, sì. Ho usato sciesi che all'Università di Sassari, pari con l'Università di Castello, se uso in prima linea questa lotta, poi vai in modo che si usa da continuare a dirvi e a dirvi sempre meglio. Poi vai gusto naturalmente ci vuole di serietà, ci vuole di traballo, ci vuole di rispetto prodotto e in particolare prodotto di varietà del susardo. Poiché io ho sempre pensato susardo non è una cosa scelta, è una cosa un meda faccia, meda forma, meda tipologia. E quindi noi siamo di accordo, questa commissione di questa lingua sarda, e devo far parte di questa commissione, e sul professor Attilio Mastino in primis, può cercare di valorizzare questa lingua sarda in tutte le manifestazioni linguistiche, in tutte le varietà. E poi da gusto significa questa continuazione della cultura di questa sarda. Poi da che noi creiamo anche una cosa di artificiale, non siamo seguendo i regimi con questa tradizione, siamo impedendo ai giochi di seguire curso che hanno attivato i Zaianios e la gente prima di Zaianios. Dunque è mega importante per noi. Devo continuare questa. C'è un problema. Devo continuare questa tradizione e dunque adesso continuo in italiano perché in tutte le lingue per poterle parlare continuamente bisogna esercitarsi continuamente, io insomma manco di esercizio. E quindi dicevo, abbiamo assolutamente bisogno di una grande innanzitutto di una grande serietà e del lavoro delle diverse persone, delle diverse specializzazioni, in modo tale appunto che possa vivere e non possa morire, perché se noi creiamo un qualcosa di artificiale stiamo dicendo che il sardo muore, perché i bambini che rientrano a casa e che parlano col padre, col nonno, il nonno dice ma che mi dà di insegnare questa cosa? Cioè, quindi stiamo rompendo una tradizione, stiamo rompendo una continuità. E quindi tutto ciò che faceva parte del passato muore. Detto questo, non vi trattengo ulteriormente con le mie considerazioni, che sono le considerazioni personali, ma sono prima di tutto considerazioni appunto di commissione di Ateneo, e passo la parola a chi verrà dopo, ringraziandovi per la cortesia di avermi invitato. E poi tocca la salire a Luciana Onnis a nome della sua famiglia, Faustino, e a nome della fondazione che Luciana è il presidente della fondazione integrata a suo campo. Luciana. Grazie per Sandro, buonasera e benvenuti a tutti a questa seconda edizione del premio. Questa seconda edizione quest'anno vi presenta una selezione di autori che si sono cimentati in 3 sezioni differenti, la poesia, la prosa e il teatro, rigorosamente in lingua sarda. Ma oltre a queste 3 sezioni noi abbiamo voluto dedicare questa seconda edizione del premio a un'altra arte che è la musica. E in particolare abbiamo già sentito Franco Madau che ci ha regalato un suo pezzo, ma sentiremo ancora l'arte musicale attraverso il suono e la melodia di uno degli strumenti che
meglio ci rappresenta, Sala Unedda. Abbiamo scelto questo strumento perché recentemente ha avuto un riconoscimento internazionale anche all'UNESCO, e noi a nostro modo abbiamo voluto celebrare questo antico strumento con cui abbiamo radici millenarie, proprio per rafforzare il carattere identitario del premio, che non difende solamente la lingua sarda, ma anche altro della nostra tradizione. E abbiamo voluto dimostrare come queste tradizioni si tramandino ancora con grande entusiasmo, soprattutto tra i giovani. Vedrete che i suonatori di Launeddas sono veramente giovanissimi. Ci saranno gli allievi del maestro Orlando Magia, che sono ragazzi molto giovani, tra cui tra l'altro 2 donne che suonano le Launeddas. E questa è la caratteristica che abbiamo voluto dare a questo premio. Sentiremo quindi Giancarlo Seu, Nicola Agus e Orlando Magia con Eliseo, Rita e Alessio. Inoltre abbiamo voluto mostrare durante questo premio anche parte delle eccellenze che abbiamo qui a Selargius, mettendo in campo per i premiati, ma anche per tutti noi, i talenti artistici di 2 artigiani artistici di Selargius, che sono Daniele Sizzia, un orafo artigiano, e Giuliana Collu, che ha realizzato i manufatti in ceramica. Ringrazio personalmente tutti quanti per aver partecipato a questo premio, ma voglio sicuramente portare i saluti di 2 persone che non sono potute essere presenti. Uno è l'assessore regionale alla cultura Claudia Firino, che manda a tutta l'assemblea oggi riunita qui il suo personale saluto e raccomanda, ci lascia questo messaggio di un suo impegno personale a dialogare con la Fondazione Faustino Onnis e a nominare un rappresentante regionale in seno alla Fondazione. E poi vi porto i calorosi saluti della Presidente onoraria del premio, la professoressa Nerede Rudas, che per motivi di salute purtroppo non potrà essere presente, ma anche lei mi ha raccomandato di salutarvi quasi ad uno con il suo abbraccio e con le sue parole indimenticabili. Dunque, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questo premio, e quindi senz'altro voglio ringraziare la giuria, il comitato tecnico scientifico, il direttivo della Fondazione, il segretario generale Rita, mio fratello Francesco, che mi ha aiutato tantissimo, il presidente Frau, che hanno partecipato concretamente all'organizzazione di questo incontro. Dunque, abbiamo una questione sardo boitadimmo a Mendiscaresci Sfuedusu, però ziollu saluda in sardo. Dunque, asidorrai avere vradusannus la terza edizione del Premio. Grazie. Ormai su Buedio, a su presidente di questa fondazione e a su presidente di questa giuria, torrausu a sa musica, e mi vuoi piacere in mera che oggi ci sia il suonatore della Unedda, se poi Faustino in gli ultimi anni della vita sua ha donato un aiuto umano, può spiegare come si accappia questa poesia con questa musica in questa Sardegna Bascio. Ha regato una varietà di attori su San Mazzai, a Paricciausu, de sui sozi sono de Canna, a Faustino gli ha fatto il relatas donando una spiegazione inedita pure su Tivuri, questa poesia accappiata a suo canto e accappiata a sa musica. Dati cerimonia Luciana, in sala oggi c'è una prima bandera di questa musica sarda, uno che questo anno ha lavorato un meta e sta rendendo
a fare un'operazione o il servizio di vari sparessi di costruzione sugli clienti dei esperti di nuragisi fece posto una parte. In anni 60, negli anni 70, non era stato per le sparessi, non c'è avuto un suonatore che si è dovuto andare in Svizzera e poi scorrere il nome vigilari, però anche giro dei vigilari non esisteva un suonatore, a parte il vecchio. Dopo quello di Zio Aurelio si poneva le mani in conca e andava regolata questo sistema religioso. Orlando, magia, e su suonatori che cerimoniamo, attento su me, parli da Franco Meisi, ai amici che sono vegana, che ti tornava a avvocare a figlio, questo sono e a fare a maniera che avere in questa azienda musicali ed è stata tradizione nostra. L'amo a Orlando che con s'orchestra sua non si fa di intendere una processione e un ubale. Allora, buonasera a tutti, io volevo dare grazie a questa amica Presidente Luciana Onnis, mi ha fatto di avere il piacere a ricevere questo convito a suonare in questa prestigiosa manifestazione. Altre volte ho collaborato in altre cose, quindi veramente un onore, buonoso che abbiamo portato tutta questa orchestra, ma ci abbiamo capito, hanno mi detto portare i giovani, se no se uso una trentina quando si viene in causa sono tutti sono pari, quindi ci tenia da me a fare i giovani e femmine che sono andate alla UNED, quindi sono venuti due rappresentanti tra i giovani che cominciano a avvocare i frutti dopo anni di sacrificio. Eliseo abbiamo visto giovane a città, figlio mio, quindi una tradizione del babbo a figlio e pensa a scuola del maestro a scienze, insomma. Quindi poi sono proprio giusto una rappresentanza della orchestra popolare sarda che ho creato con questa associazione mia nel 2007. Quindi oggi questa processione è un ballo a Concordia, a Fiuda e Punti Organo. Ci stiamo. Mettiti.
questa sonata di Orlando dei spicciocchi di Dante Accompagnao non si ammostra la saberità di suonare da zio Aurelio Porco, che ha simbigliata una sonata della Launella sono frumini, nasce in Summonti, cala in Sorroccasa, si fa in un goffu, poi scansa, ma a s'accabata e ribada sempre a mari. Esti un bel simbiglio che non si ha ricordato, Orlando e Spicciocco non sono a mostrare che questa è una verità di manna. Faustino, da Cunao prima, chistiona sempre di questo accapio, di questa poesia con sa musica. Di pragi a me a questionare di questo argomento. Di ornao fino a se edizioni passate, di tornare a noi oggi, ma così tanto spiegare meglio i rappresentanti di questa fondazione e di questa giuria del suo premio. Noi donato su Vuedu a Paolo Villon e a Maurizio Virdis, presidenti di questa fondazione e presidenti del suo premio di questa giuria. Saluti a tutti i benvenuti. Questa accappiu che narra Pier Sandro dalla poesia e musica della Launella, con Franco Madau, anni e anni innanzi a noi, non sia da ammacchiare a suo punto che ho fatto una canzone, aveva d'uso sonatori mannos oramai umbras apparenti, però sempre biusu, ci ricordo, il fisico Melise e Antonio Cullara, una coppia di suonatori parentesi e rivali sul più tempo, noi siamo assembliati a due cantatori mannus della tradizione locutore Raimondo Piras e Barolo Ducconi. Infatti questa canzone comincia da zona Melise e Lara e Fisetti Antoni, che pare una gara con Piras e Ducconi, non con Ciampuzzo. Quindi sono d'accordo, canto un tendo, che questa poesia e questa musica, questa è una novità, non è nata al greco antico puro, no? Questa poesia e questa musica con i sorris e sorris, da Barra, in Sardegna, plus ancora, che i visitatori, i forestieri, nella Seprica, la Sardegna, sono una terra poetas. Una terra poetas che si comprende però, quando intendo, quando ligio, nau de gente che aspira a essere denominata con suo titolo Videni, che non uscivo canto meritau, dei professori, dell'Imbas poi, no? Il suo campidanese e il suo locutorese non si comprendono, di fonti inconciliabili, questa esti, nau in sardo, una tontezza. Quando si dà conta, non ci deve scrivere. Non creo con arico carta brocca, che tu ti sia inteso mai stranzo in Campidano. Non credo che non ti comprendano, sì è vero che ti hanno premiato, non sono in giuria, ma poi tu, a fatto in tempo a vedere, sono numenes adesso poetas premiatos. Castellusardo, Orgato, tutto maggiore pure, di notte, il canno della bragura su. Non è vero. Non è vero. Vero pure, sono andato sul professore dell'Università di Sassari, che salima non si fa che del laboratorio e che si è un esperimento, deve essere sperimentato e poi deve essere aziende che la gradessi o non la gradessi. Però a narrare in partenza, che sono locutoresi, sono campidanesi, non si comprende, Anna Cristina Serra, tu pure non ti sei mai intesi stranza, che hanno andato sopra i miei lottieri e tutto lo spremioso narrato in terra de locutoro o de Barbaggia, ti sei intesa come ti intende in questo premio. E dunque a questo premio penso che sia un esempio di come sul modo differente e scuro di fare dare su sardo
siano parentes custrintos, non siano strantos, o peus ancora inimicos. Nel gusto, sicuramente, questa guerra trattenne troppo, bonaro un'idea che denso, come presidente della fondazione, e che penso di agattare l'accordo dello Slatero Spuru, a furia di frequentare premio di poesia, tengo un problema di coscienza e calesti questo problema. Fino a quando questa poesia avarrada in saloni come di gusto, no? Accanto si dice questa poesia, si batte per mano, si lauda, si anta, sonora, da dottor Suriolesi, avarrada una cosa bella ma non ha offrita, però pago aperta a esterno, a me mi ha dato questo premio di Faustino Onnis, siamo in commensi di a essere aperto a esterno, in sul senso che nada come si comprende, di tutto sul no, in sul senso che nada Papa Francesco Narada, di Antanagua a Scuro, no? Fides in un pericus molto a est, Salvini che ne sopra, è una cosa morta. La poesia che le solidarietà che ne a capo in sa terra è una cosa carina, bella ma astratta, fuori dalla realtà. Il nostro tenevo si è accattato sul presidente della regione Curu, finalmente si è citato, si è accattato dei servitori militari, no, basta. Poeta era fondato, e invece suo poeta a parere mio tiene su doveri di difendere questa terra sua, non può di solo cantare i Sammori, con tutto il rispetto per Sammori, non può di cantare questa tristura o questa allegria, ma perché di castigliare, io abbiamo tu, poeta. In una terra che è ancora obiettivamente una colonia. Gianfranco Pintore, 40 anni fa, ha scritto un libro intitolato Sardegna, Regione o Colonia. Questa situazione chi cambia da est è scambiata a più. Tanto su monci teneuso, il velenoso, dei industrias. E tanto spero che Luciana e Satrus, questa fondazione, agatti vari con me e con la gente di buona volontà, un cammino per fare in modo che questa fondazione di Faustino Onnis sia da a braczetto con in realtà delle sofferenze, cominciando da escluso accanto a noi. Penso che il poeta Spuru, in alcuna maniera, sia dagli accordi, e adesso si crea un gozo di anima supplementare, prodotto in chi stimanta la poesia e in chi stimanta de gozo. Sa limba e sa terra, Giovanni Lillì una data che ne traigi di sa limba e sta leggendo sa terra e sa mamma, quello su santus e benedictus che io usate per i ciccai devono in pratica. Grazie. Tutti. E questa è stata una volta che si è cattato in noi Cerraggio con la premiazione di questo premio di artisi dedicato a sua memoria e a suo nome di Faustino Onnis. Io credo che prima di tutto si debba dare per tutto canto, solo grazie a sua fondazione Faustino Onnis, a
i divanti vati, cominciando dal suo presidente, acabava di guardare moi moi, e a sa signora Onis, a sa villa, che chisti con appunto un manno e con stima del suo babbo, sa memoria di Faustino, e un ringraziamento al suo comune del Geragius e tutto il gusto che anzi donare un contributo che gusto sia per suo fatto che sia in noi. Faustino nos ha indicado cosa medas sul cammino giusto della vita, s'amorivo sa lingua nostra, si stima che le peustenni, e sapendo possa poesia, che poeta manno, esti stetio. E dunque questo lavoro ci vuole stetio su meda poetas e artistas e scrittori di contos e di cose di teatro per questa edizione. Tutti hanno contribuito hanno donato su traballo in solo per questa due premiazioni. È stata una umeda di questa lingua oggi, di chi ne ha fuedato in anti meni, e sparare le belle del professor Pillonca, Deus intendias. Una lingua bividi si vueda in mezzo a sa gente, sa gente di imperata, e non scelti mai libri come una cosa del suo passato, del suo tempo che non c'è espluso, ma si chiusa da fuedai ad imperai. E devo dire che i poetas fonti ischi mellus ci piantavai gusto, che tenenti due cose che sono importanti, ma che non siano unica, due cose importanti per la vita di una lingua, per la sigidura, per una vita che sigada. Si studio dessa lingua, e i poetas foram catavoedos, in sa memoria in soros, in libros, in dizionarios, ma su proprio tempo ci vuole integro sentito da cappiata a sa vita, come il professor Pillonca. Se sa lingua non è accappiata, se sa poesia, sa lingua non è accappiata a sa vita, si moridi. Questa è una cosa a strada, frida. E dunque a tutti questi poeti sono stati umedas e tutti bravos, e tutto ha trovato cosa buona, tocca a ringraziare. Tocca a ringraziare per questa lingua, per isso è stata come una cosa desiderata, e sul disegno su che vai tira innanti sul mondo, questa lingua. Bene, un augusto. Ringrazio a tutti. Grazie ai suoi professori. Tutto poeta bonus, poesia de qualità al nostro presidente della giuria, e tanto cominciamo a vivi e tanto a fuori di questa seconda edizione del suo premio. Il suo premio fu dividito in 3 sezioni: teatro, prosa e poesia. Poi cominciamo su questo teatro. Questa sezione, la giuria ha di donare una segnalazione a Sandro Biccai, poeta e scrittore di Sildia, che noi sti presenti oggi. E questa sezione non tenia da secondo sue 3 premi, ma uno premio fetti, che sa giuria ha donato a Guglielmo Piras po s'opera Animas. L'amauso per questa premiazione a Gavino Maglieri, che è componente della giuria, Guglielmo Piras, Gavino legge di sa motivazioni.
opera di alta qualità linguistica e di sofferta riflessione sul cammino dell'uomo. Ottimo lavoro di ricerca da dove traspare la grande potenzialità. Stiamo risolendo con Pierpaolo Piludu, regista teatrale, grande attore teatrale. Naroso devo arriccio con me da piacere questo premio, però probabilmente questo tipo di opera si deve avere meglio se non rappresentata, questo sarà il mio. Poi un'altra cosa, in quest'opera deve essere a forza, però non è grado. Devo usare regine in Campidano, in suo loro non dire da Campidano. Però sa gomma da sa pianta mia, si spragia di zinna all'acana atteso sul logo d'oro e da sa bravaggia. Dunque, per questo Lunari in questa opera ha progettato di buon impari una cultura barbaricina che non è questa tipica impedanese, però è solo un modo per buon impari questa bellezza di differenza linguistica e culturale. Tutto questo è il mondo. Prima di passare a questa sezione in prosa, l'amo a Pierpaolo Piludu, che è un attore connoto in Sardegna, che nos ha leggere due poesie di Faustino. Novembre. Foglie gialle, mondate dal vento, ammucchiate in un angolo, foglie appassite, rimpiante, ricordate per il profumo, sempre buono, e per i colori, foglie d'alberi e di fiori, di erbe e di canne, foglie piccole e grandi, di ogni forma, frammischiate insieme, imputridite, e ogni foglia è una croce di pietà che illumina nel buio del mondo. Quanti ancora verdi nell'albero vivono fresca e profumata la primavera, godono l'estate ingorda, tremano al vento fresco dell'autunno e temono. Quanto lo temo, l'inverno gelido e senza fuoco. Dogna Santo, folla grogas, mundata de subento, ammontonatasa in uno burrungone, folla siccatasa, sentitasa, arrecordatasa con sufrago, sempre buono, e poi scolori, folla de mattasa de frorisi, che erbasa de gannasa, folla pitticasa e mannasa, fattasa ad ogni genia, ammesturatasa in pari, pur di altri. E d'ogna volla est una gruci de lastima, che fa i luci in suscuriu de su mondo. Accanto ancora, birdis insamata, bivinti frisco e fragoso, suberanus, gosanta, si sta di sazzagona, treminti a suento frisco de satongiu e timidi, itia, accanto durimmo, si è uscito rao, e che ne può. In italiano è "Ed io la benedico". Era grande. Sempre buona e amabile, la donna mia, mi dona con la gioia del mattino il conforto per vivere la giornata, con l'allegria in cuore ogni dì. Ed io la benedico per il suo sguardo che mi consola e per il sorriso che mi ridona la gioia. Il tempo che aggrinzisce, increspa e contrae ogni cosa, a lei l'ha lasciata, nitida e bella com'era quando la guardai, e umile, mi sorrise vereconda come la luna quando è attorniata di bellezza. Ed è ancora così. O sono io, in cuor mio, sempre legato da quell'amore che della vita ne ha fatto melodia, che ancor così la vedo? Sempre buona e amabile la donna mia, mi dona l'energia per continuare la vita, per amarla, ed io la benedico per il bene sincero che mi tiene, per la gioia sincera che mi dona, per l'amore che mi dimostra nei fatti, per la grazia che la veste e che m'ha vinto, lasciandomi solo parole per dirle sempre e in ogni istante: Benedetta.
Ed eu da benedicio, sempre buona e amabile, salvemina mia, mi dona da con su pregio de mengiano su conforto, può bevi sa giornata con su godo, con tempo, d'ogni dì. Ed eu da benedicio, possa mirare sua che mi consola, da, possa reso che mi torna da s'allergia. Su tempo su chi bronziti, abbronza e corrongia ad ogni cosa, a essa dall'assata, vida e bella, come via da canduti ammirata, e a cara incruvata, mia da risio, preungiosa, che sa luna destinghiriata del bellone. E ahí è sta parlata. O se io devo, il coro mio, sempre a Dio ciao, di questa stima, che dessa vita mi ha fatto una sonata, che ancora incita vivo. Sempre buona e amabile, sta femmina mia, mi dona da saliento, può seguire a vivi, può da stimare. Ed io da benedico. Possa stima de goro che mi deni, posso pregio de goro che mi dona, possa amori che mostra di su vai, possa grazia, che da vistiti e non vinto. Lascendomi fuori su scettico dinai, sempre io ad un'ora, benedita. Benedita. Grazie a Pierpaolo. Passiamo a sezione prosa. Questa sezione sa giuria a donare una segnalazione a Nanda Musso de Aristanis. L'amo da premiare Anna Cristina Serra. Nanda Musso o sopera un buon partito. Complimenti. Tanti complimenti. Sì, finalmente. Questi sono per lei. Nanda Musso, un buon partito. Tanti complimenti. In questa sezione guru ci aspetti sul primo premio, parte questa segnalazione a Nanda Musso e sa giuria a di scioverau sopera Boboreddu de Gonario Carta Brocca. L'annauso vostra premiazione sui professori Paulis. Gonario Carta Brocca, voi sui professori di legge di finanza e sa motivazione di questo premio, o che hanno a stata l'edizione 1 Gonario Carta Brocca io ha un premio di importo che su poeta è d'Urgono. Calicum l'alleato pure, ogni tanto. Motivazione: bella favola per bambini di grande spessore e senso morale, che riesce a rappresentare la fantasia dei bambini, la psicologia del mondo infantile e adesso si rapporta con maestria di scrittura. Gonario domanda un'opera, un conto, con Picciocchetti, scusa di San Miguel Manera, poi per far imparare a usare lo Picciocchetti nelle scuole. E quelle che cosa nunca... No, certo.
Su conto è lungo e lasciamoci spazio, lasciamo un luogo a poi ognuno ha il suo libro e poi ci allegri. Grazie a tutti. Grazie a dottor Cambronesi. Prima di passare a questa sezione di poesia, noi ci fermiamo con una varica di minuti con un altro artista, però questo artista non lo presento io, voglio che lo presenti di Franco Madau, che pare si è fatto fino a un trabaglio, e usa intendere un altro suonatore della Unedasa, Giancarlo Seu, ma poi si lo presenta da Franco Madau. Grazie. È con piacere che lo presento, perché se devo contare su conto, tanti punti 2 minuti. Tornando a Paolo, quando si è presentato prima questa canzone che ho fatto, un pari per ricordare sul mondo dei suonatori del Bundu, dei Mandos, della Sardegna, c'è di stetto, intorno agli anni 60, una pubblicazione di un maestro umano che vado da Ragodau, Melis e Lara, del suo titolo La Uneddas Magiche, un romano che di venire in Sardegna a fare i suoi rappresentanti del disco, io piccavo questa sonata, la si apposta su questo disco facendo La Uneddas Magica, e io diventavo un carinco in un modo la mitologia delle Launeddas nei dischi. Hanno girato il mondo, li hanno comprati grandi musicologi, studiosi, biblioteche, da lì hanno appreso a suonare le nuove generazioni, insomma un disco straordinario, anche a punti questo d'un maestro che sonenda giova, ma si bidica, che significa che su zona parapari, e purtroppo, cioè, lui fu uno dai due che quanto tutto un manno, ma uno non fu manno, uno fu Deus, sonendo. E quindi si nota questa differenza di un maestro umano che ci doveva passare a Nicolà. A su questo disco hanno studiato otto e fra cui più spiccioccheddos Debbie Devuzzi, una ida si vuole permetti oggi che ci della Unedda, se avete cadeni di Sarregini forti, questo due spiccioccheddos a forza di ascoltare questo disco si danti fatto in solo, e quando mantinavo, noi c'è Giancarlo Seu, mi dannavo quando quanta riccioccheddo, per togliere 33 anni, ma è da di ora che lo riantavai, ed è ora se naravano 6 trimpius ancora. S'altra parte che manca è Andrea Vissu, che fino a prospettico dai 3 anni che lo spago da Issu, per niente, facevo questo disco, no, 6 trimpius ancora, che non fai da secondi, a essi maestro prima del suo tempo. Ma poi il suo tempo si è cominciato quando so e frucendi, e quando è arrivato a verri e di essili, e si sono fatto quindi tornavo a fare 50 anni dopo questo disco, La Uneddas Magiche, con le stesse sonate, i stessi suoni, gli stessi concerti, e si invita ad ascoltare, perché è una cosa che gioca a sapere, perché a noi non c'è prusus che tu hai stato in suo primo disco, un maestro che ci gioca da satro, ma si sigiti che cani si scuto che se mollai sono a satro. E quindi è veramente una lotta straordinaria, ma sì, io ci vediamo, si è se da pronto scudia da tutto sonendo, si è se quando sonata, non ci india, ci pudi su scetti, satro su 80 soldi, perché era troppo lontano. Anche perché, e chiudo, c'è da aggiungere una cosa, che i suonatori prima, fu gente che traballava, diventa tutto sul secondo traballo, diventa sabattieri, sesarto, ognuno su traballetto su. Si è facendo suonata a scetti, si dedicava in sua vita a fare inventori, forse pago su scinti che se avremo una macchina per fare il manoreddo su, dall'inventata si facendo meglio. E si è fatto inventori e su suonatori, quindi ecco noi. Giancarlo Seusa la fa intendere un ballo, sa mediana di Pia, ma credo che delle sere tornare conto se issono a me, che devo pago un merito dentro, invece da vedere pubblicato su CD. Grazie.
E se us ripausa l'ultima parte di questo attovio, in questa sezione la giuria ha donato 3 segnalazioni, per cui adesso una menzione, un premio speciale, Faustino Onnis, e su E3 su primo premio. Gabriele Soro, poeta de Summasu, non è presenti, è la prima segnalazione della giuria. Mentre i punti presentisi, Maria Bonaria Corona de Casteddu, in osiligi di sa poesia e del fatto Daniela Sizia, che è una dei artisti che ha donato un aiuto a questa fondazione con i premi a donare una prenda d'oro. Maria Bonaria Corona con sa poesia Scurighendi. E sti calendi stanotte. Aspetta, no, questo non si tocca. E sti calendi stanotte. E dal suo coro stesse aziende uno canto qua. Stesse innanzi a Savoretta, deo butti questa vita. I stringo in smanuso una margherita e da sfollo. Per presenti nominisi, lasso le sinai spolitezza, poca lentezza ricordoso. I sogus abbrujanta, a ciappenda rogus de poetus e de galas, carodianta in su fuoco, in moi, su canto tramudala in sospiro, su flori, in a rosario de gigito, in sadas, commenti in canto si bio, mamma, babbo, figlio, zorri, aiaio, e all'aurento me di amore e contos, mi fatesi comprendi che non sei sola, che non mi sei abbandonata. S'ultima folla, pinnega una lacrima a rotta in suo cinicio, e Deo, con suo cuore assegliato, ha aperto un'altra dì e un'altra notte. Spostata tu caso premio lo segnala Luciano. Prima di passare a questa segnalazione, scadenza per i la poesia di Gabriele Soro, premiata con una segnalazione, poi s'opera Bida de Marmida, nos iligi di sa poesia Anna Cristina Serra. Il gruppo del Rovero, dai. Comente Cicillones di Agina, povera luce de lampadinas accarragiadas de sanotti, bidas amiantes a mesugosta. O strange que entras ando no bar de una de gusta vidas assoleadas, de gusto logo serial, toto móvulo, e habitau de ángelos espampanaus a colonera vedda, das apodi leais essência, in sagara de subitiano, a Sazzola, Zezio, in Conchinau, Uva e Saluigedda, di Aniseca e Gazzosa, impresonata in Sala Sazua. Grazie dalla Cristina, questa nuova poesia di Gabriele Soro, 6 segnalazioni, espo Carmen Salis, poss'opera Sudempus. Carmen Salis Purrosi, legge di sa poesia. Sì. D'ogni silenzio mi consola, ragando il saremodio del suo coro, ma ricorda la così tempo spassau, essi passau correndi,
come ti passano su soli in una tide temporali. Issu, abbascao abetioso, stringiri uno bistiri, scorriao e caddozzo. Mi circara, mi castiera, mi zerriera. E issu, su tempus, de baras mi ponga a curri, savira a desidio disposto un Deus, ti grasi senza dimoria, tu depula stai andai. Issu, non è plus tempus mio. Grazie a Daniele. Passo su noi a sa menzioni che sa giuria all'intregau a Stefano Arru po sa opera in Playas de Infinitu. Salute a trigo e faterete a tutti. Grazie a me la giuria che ha premiato questo povero verso il mioso ed è un deosato meda, un desonorato. E lo scherzo entregare ai gusto il malevadato che l'assente sa terra in soro può endere a terra nostra paltin in balcas colabrou, malegonzas, arrischende meda e ad ulumannu la sente purus a vita. Este dederis proprius a nova vea, dederis che sono molto in su mare nostro. E sicuramente questa poesia è ispirata su mare, devo dire che le spave sempre mezzosuras, pochi non capitano mai queste malassoltes, e chi su mare nostro atta da chi spera buonas e noas. In playa de infinito, pecco de poesia, tevio e su sole in sagapo istiale, mutriu e su borto un salbanca spasende, avvena bascias, mudas al nota giaras de cantone in calura, lugues ruggias studadas de ballador stotto, sosparà col barzo d'umbrale sinnan sa retratta, sos castello de reina isetan sospizzino de sistio venidore, sende ti salgauras andan a velas spintas dai brinas risadas improvisos de luce in alas nidas per il sumare murru. In sarena de oro miro espigas pramadas e bisuras tiadas. In giogos de vizinno e con su ben suezzo un raccoglio oru per ralada al de mare a vita mia a sinizio. Piscodella è sempre lughes e umbra storra in mare schiettos e movios, orosoros a su tempus, ch'indevino a izzu e no intrepeto vorsis. Saprodu pro augustis in sabba iscriere in playa de infinitu se ne ischieregando. Pisca de sos sentios, pecco de poesia. Si per dire la legge in italiano in righe di infinito, peccato di poesia. Tiepido il sole in finale d'estate, silente il porto con barche a riposo a vele basse, mute le chiare notte di canzone al solleone, spente le luci rosse del sale cavallo, i variopinti ombrelloni segnano ritirata. I castelli di sabbia aspettano i bambini dell'estate ventura, mentre i gabbiani veleggiano sospinti da tediate brezze dentro sogni di luce, in ali di candore lungo il mare grigio. Sulla sabbia dorata
orme palmate vedo e visioni beate. In giochi di bambino col pensiero vecchio colgo da calma riva ciottoli levigati, sembianza di mia vita. Da sempre io pesco di nuovo luci e ombre in mari calmi e mossi sulle rive del tempo, ch'indovino e appena e forse non interpreto. Provo poi l'approdo a scrivere sull'acqua in lidi d'infinito senza sapere quando. Pesca dei sentimenti, peccato di poesia. Giuliana Collu, prima esibendo e poi questo da terra grua de Giuliana Collu, grazie. Grazie a voi. Tanti applauso a Nicolacus che si preparai, a voi tocca a Isso, a non si strinai un'altra sonata della Unedasa, ma una sonata differente e saviri commenti a mestura da musica tradizionale e musica moderna. Lauso innanti con queste premiazioni, noi esti rebada sola del suo premio speciale Faustino Onnis, che sa giuria ad entregau a Francisco Tedde, premia da suo poeta Tonino Lopez. Alimenti s'opera esti assamigo poete. Buonasera a tutti, ringrazio la giuria e tutti i presenti e mi sia concesso di dire anche che ritengo doveroso in questa particolare serata dedicata alla cultura ricordare la figura di Faustino, incontro che vuole essere un appuntamento per dimostrare l'interesse di tanti autori per rendere viva questa manifestazione che si propone a mostrare validi talenti di narratori e poeti di diversa provenienza geografica. Chi scrive lo fa per far conoscere le sue opere, ma soprattutto per contribuire a sviluppare nuove iniziative culturali per creare fra i cittadini di Serargius uno spirito comunitario e una identità municipale più forti. Ed ora passiamo a Samigu Faustino, a Samigu poeta. Assamigo poete, il suo libero eterno di suo destino, il suo libero eterno di suo destino a carattere forte vi ha segnato in San Gavino e si è confermato in Aschiso, poeta Faustino, in Ceragios, geniosa e austera, seste in gioventù innamorato, a Carmina sgoro ad entregato, picciò Casavia e bona vainera, de intelletto omine sereno, chi Savinna usaia con vigore, dende a Salin Basar da su valore, preservendela che venne del reino, severende tramas de encantos, filos preciosos a los ordinzare, procomponere con alta habilidade motivos coloridos de espantos. Faustino Onnis con vena segura in sardo versos meda raffinado, per noi sardos laudes ha cantado que nímidos de mama a criatura. De Savinna già vedi innamorado, ca persuaso lo hai a sa natura, dell'usare un'alta ermosura pro essere una die immortalado. Sublime versos m'hai ad entregato, chi su coro mi golpei in assistante, in limba e campidano che costante, altos conceptos nos ha tramandato. No este Faustino immendicato, voi e tantos anno da esa morte, ma in Ceragius è stamato forte
e sul concorso l'hanno dedicato. Come è dell'Irlanda scoronato, sa musas l'hanno furato già eccesa, la sende verdas, per la nostra ricchezza, che in suo loco l'hanno intronizzato. Complimenti, grazie. Prima di scoviare stress di poesia e anti-vinto questa sezione, non si intendeva un'altra sonata della Unedas, ma lo sappo prima, adesso una sonata differente. Nicola Agus nos mostra come si vuole di ammesturare questa tradizione con questa musica moderna. Buonasera a tutti. Un ringraziamento alle associazioni per questa invito a noi, come me la piacere. Sì, è vero, adesso non vedo macchigliotto, non so mera attacca a questa tradizione, non poeta, non mi piace questa tradizione, ma tengo una maniera non vedo diversa di cose. Sicuramente noi siamo fatto uno strumento musicale più importante di tutto sul Mediterraneo. E proprio gli teneri notas, che sono adori se di un tempo, se comunque hanno adattato a questo tempo su di ora, dopo su studio mio sul conservatorio, perché sto studiando ancora musica, mi sono laureato in composizione, eccetera, se ho un vago scoppiaretto, come dicono i professori, e sul fatto che teneri tutto il notas in La, Do, Re, Mi, iniziando più già di minore, proprio cominciavo un percorso un vago diverso. Quando vi volendo imparare anche Luigi, questa tradizione, come ti vogliamo Madonna, pigliamo Mozart, Schubert ed abbiamo veniva adesso. Ti hanno dato a mandare anche isso, mi intendiera tutto questo soniggetto su strano, si mirava, ma cosa combinati? Ma se si vende Mozart, cosa si vende Susato? Un pacchetto di tutti e due. E questo è il risultato. E poi ho fatto un minestrone, già poi questo pure, sì, ero già fagiolato. Vi presento un mio inedito. Proprio un mio inedito, a posto di fare una cover che tutti conoscete, così vi presento un po' un mio percorso, perché sono stato 2 anni in Spagna, ho portato il flamenco con le Launetas, e diciamo un po' di Spagna l'ho voluta emettere in questa mia composizione, da ricordare un po' le mie esperienze culturali. Grazie.
stata mostrata come si può diventare estremi in nazioni del sul Mediterraneo, si può fare il ben tornoso in questa musica. Complimenti scienti e vigilati. No, allievo di vigilante. E tanto, su Maestro Volo non poteva dare sì, scienti. Complimenti. Se usa il ribauso a Saccabada di questa seconda edizione del premio dei Artis Faustino Onnis, a su terzo posto sa giuria ha di scioperau sa poesia de Luca Mele s'opera esti Pirastu Mele. Luca Oino esti presenti e non si legge di sa poesia Gavino Maieli, devo si legge sa motivazione di questo premio per la capacità con cui il poeta rappresenta la perennità della vita al di là della caducità del tempo e per le suggestive immagini utilizzate. Gavino Maieli non si legge di sa poesia. A me dispiace che Luca non sia qui da un lato, perché sarebbe stato bello sentire da lui i suoi versi. Dall'altro lato non mi dispiace, perché con piacere leggo i versi di uno che secondo me è uno dei più bravi poeti che abbiamo in Sardegna. Spero che gli arrivi questo pensiero. Pilastru Mele. So sicuro, mi conosci e comprende su che penso quando parlano io mio che un prascarignoso sopra la carena tua a Corzolà. L'ischisi che so vero, figlio de figlios de ghie, uno tempo stegliano ha dato sa vita a Dio. L'ischisi che sono stato vero a ti dare questo acchitto forte de ozastro forchitato a ueda rumbas che non cherzo che in de ruas azzuffo a terra innanti a sola israelinato a volte mi pare sannuzzato che non ti lascio andare a ueda e ora sossedare stupido sul tutto andato e in die serrimas de ieri pare che mi getta spregare che non ti do una mano a porre fine a Sadonia. Ma lei non so, figlio a Capadore, e mi conforto quando a verano vedo fiore volantico protende, e sos brazos tuos chibrinos che ossos purpurinados. E tanto sono contento che un ateranno che ha sbogato e isco che finza stue dusese, Caistrina mi dà aspira strumeli, bottioso de sas venas tua suzidas. Giuro che mai papa bocchire e spero che mai in de ruas iscas che in sortu meu ballogo pronoedos ribeianos e saraghinas tutto la sentendo biende e abbiendemi sudore. Sul secondo premio questa sezione poesia, che ho vedo prima in questa sezione prosa, torna da fine in questa sezione poesia, perché il giorno prima questa è una prima bandera di Scoetta Sardus e dunque stato rosa alla mai a Gonario Carta Brocca. Secondo premio s'opera dai du premio da su presidente sa giuria Maurizio Girdis. Tanti Gonario non si legge di questa poesia. Chi dai? In terra sottile, sorbisor di vizzino a poprantau, e sa magia scura de sta terra lo sa portau sin preda. Son tiria sos ammentos, isto brutale mio. Un uricio irdentau e sa granada, e in saranzica luce de su cero mi mira sa chiriascia, chi noio rullos, che piangen sa morte esos colores. In sa trempa restada,
S'ammendo la custorta so io, frorer de tristura ispostiande, e galo disizzande, galaniar de fruttos, chi maian a podere crompire. Sarà manormia son carvas, dae nuevo zassica sono iruttas, che corrió lor d'anima, chi nessuno cherede, chi nemmos che collidi. Sa terra, bisor de terra molede, a su canto e su grillo chi s'adatta sa notte. Andando lento chi si ruinava, l'ammentor de fruere felicio, un isteddu che ruede, e sa saviesa mia annudda mi giuava. L'izera, ista sa morte a caddu in sa carrera. Su coro, chi ha provato a essere, chi ha provato a vivere, rispetto a galo un ultimo sinzale, in sa scosittar de son manzanile, come tra morte, abbandono e brudicore, un rimpugno nuovo, circa su sole. In questa poesia non si può fare il Sansimbiglio, era una prima bandera di questa poesia, e noi ne abbiamo un'altra di prima bandera, due prime banderas. Su primo premio di Occanno per questa sezione di poesia andata a Giuseppe Tirotto per s'opera Li Passioni. Sa motivazione, poi l'hanno su presidente della fondazione Paolo Villonca per due premiai e leggevo su sa motivazione.